Benissimo. Allora, qui c'è un gruppo veneziano che si è cimentato sulla prima domanda: quali gli indicatori per le componenti della competenza? Poi gli altri gruppi si faranno avanti via via. Ma diamo la parola. Ecco, c'è questa proposta. Non so negli altri poli se sia arrivato qualche cosa. Beh, allora intanto sentiamo questa proposta. Dovendo costruire una matrice di valutazione, quindi... Sì, abbiamo ragionato proprio su questo, anche grazie ai suoi suggerimenti naturalmente. Allora, gli indicatori sono questi sicuramente. Allora, per quel che riguarda la componente cognitiva, sapere che cos'è la metafora, insomma dare una definizione, questa cosa deve essere assolutamente condivisa con tutti i ragazzi. Dare la definizione, anche una propria definizione, oltre a quella naturalmente dell'insegnante. Riconoscerla attraverso gli esercizi. Riconoscere le parti certo. della metafora, no? Anche che cos'è, insomma, il significato connotativo, denotativo del termine, no? Sì. Si parte poi di solito sempre da quello. Per quel che riguarda l'indicatore della componente operativa aggiuntiva, qui si tratta poi di riconoscerla nel linguaggio forse quotidiano, nei testi, anche sì, ecco, la collega diceva questo, no? Per esempio, allora, scelto un argomento su cui si sta lavorando, per esempio il bullismo, poteva essere identificare, creare anche metafore che hanno a che fare con questo argomento, ad esempio. Operativo aggiuntivo, quindi nella produzione magari sì. ne ho slogan alcune, o metafora che ha ho certamente un significato fortissimo. Ne ho trovate alcune, se le trasferisco oppure ne invento di nuove, quindi operativo aggiuntivo, quindi agisco per uno scopo. Per uno scopo, esatto, che può essere quello appunto, identificato l'argomento, si lavora su quello. Poi gli altri ci diranno se sono d'accordo su questa proposta, quindi produrre metafore. Ecco. O trasferire anche metafore, no? Per quel che riguarda poi la componente metacognitiva si tratta proprio, come si diceva prima, di dividere la classe in più gruppi, in 3 gruppi ad esempio, e identificare gli aspetti positivi, negativi e neutri della metafora. I ragazzi argomentano, ad esempio abbiamo visto le metafore sulla migrazione, si pensava di dividere la classe in 3 gruppi, un gruppo lavora sul senso della metafora che potrebbe essere in senso positivo la migrazione, in senso negativo, in senso neutro, quindi magari si usa la tecnica dell'argomentazione e una volta che si è fatto questo lavoro, quindi questo lavoro di gruppo, alla fine i ragazzi nella fase finale relazionano quelle che sono praticamente le idee emerse nei vari gruppi, quindi c'è il confronto. E questa è l'attività quindi che mi permette di vedere se i ragazzi sanno andare al di là dell'aspetto tecnico, certo, no? Che avevamo visto nello schema di analisi della metafora, e di andare a vedere ciò che sta dietro, cioè le intenzioni, una metafora di chi scrive le metafore, sì, e di capire il senso profondo. Il senso. Magari anche delle argomentazioni implicite, no? Certo. Cioè non vengono dette ma vengono veicolate attraverso quel significato. Quindi l'indicatore potrebbe essere proprio la interpretazione, no? La scoperta della forza argomentativa che sta dentro all'uso di questa. E a livello interattivo relazionale, quale indicatore prendereste? Accettiamo anche altri suggerimenti. A livello interattivo relazionale, fondamentale. Parlando origliato spudoratamente. Sì. Di condivisione dei significati. Condivisione dei significati, condividere i significati, perché tutte le attività erano improntate a questo. Se non condividiamo i significati, casca, diciamo, questo lavoro. Allora, questa potrebbe essere la nostra matrice valutativa, che quindi è stata riempita, se ben ricordate, no, la tabella, soltanto negli indicatori relativi alle componenti. L'aspetto più difficile è proprio quello di pensare alla graduazione di questi indicatori, no?
attenzione, non una graduazione a scala, no? Sa così, sa un po' di più, sa ancora un po' di più, sa ancora un po' di più, perché questo è di tipo quantitativo, ma noi dobbiamo rispondere alla domanda sa come, no? Sa come, quindi applicando, ripetendo, oppure trovando soluzioni nuove, no? Aggiungendo riflessioni, d'accordo? La domanda di base è sa come, ok? Bene. Vediamo altri gruppi, se c'è Rovigo, diamo la parola un attimo a Rovigo perché se ci scollegano recuperiamo la domanda intanto. Mi rendo portavoce del polo di Rovigo che ha apprezzato molto la lezione odierna e ritiene ovviamente quello proposto un compito autentico, come abbiamo detto. Sottolineano l'importanza della competenza relazionale nella valutazione con riferimento a questo, tono e modo di relazione tra pari, la comunicazione non verbale, che forse non è emerso adesso nel nostro confronto, adottata nel gruppo, e il livello di responsabilità degli studenti, quindi come, no, come ripeto appunto quello che hai sottolineato, come è questo livello di responsabilità. Per quanto riguarda le tecniche didattiche, sono fondamentali, e secondo i colleghi di Rovigo, perché aiutano a mettere in gioco molte delle abilità e creano una rete di legami interdisciplinari, quindi il focus sull'interdisciplinarietà. Quindi Rovigo calca la mano sull'aspetto interattivo relazionale. Ecco, Posso solo su questo? Su questo aspetto. Ecco, non dimentichiamo mai che quando noi organizziamo delle attività cooperative dobbiamo preoccuparci di creare l'interdipendenza positiva. Anzi, è un aspetto che dobbiamo sempre guardare, anche rispetto all'indicatore proposto da voi, no? Cioè la condivisione dei significati. Ma come? D'accordo? Allora, tra un ragazzo che propone e l'altro che ascolta e fa una proposta alternativa, no? Quale sinergia si crea per raggiungere lo scopo del lavoro? Ecco, questo dobbiamo osservare, ma dobbiamo anche dare questo senso di responsabilità agli studenti. È molto importante, per cui se all'inizio, magari se non sono abituati a lavorare in gruppo, non si rendono conto di questo, però ricordarlo sempre, anche attraverso attività, anche attraverso momenti in cui devono restituire ciò su cui hanno lavorato, li rende responsabili. Capisce che il lavoro di uno serve agli altri, no? Il concetto di interdipendenza positiva è fondamentale. Vorrei aggiungere alle osservazioni di Rovigo. Sicuramente le tecniche, noi abbiamo puntato oggi su tecniche cooperative, ma ci sono tutte le tecniche attive, per esempio l'incident, l'analisi di caso che avevamo visto anche le volte scorse, mobilitano anche processi. Attenzione, è molto importante, no? Tutte le tecniche di Kagan, i partner, per esempio mappa al centro, sono state pensate da Kagan proprio in relazione a precisi processi che si volevano mettere in moto. D'accordo? Per esempio, mappa al centro sicuramente la pianificazione, no? La generazione delle idee, la condivisione delle idee. Ecco. Ok. Altre domande? No. Qui altre domande? Lì in fondo mi pareva che ci fosse qualche cosa. Sul compito autentico, eccoli. Sì, noi guardando le immagini di Vladimir Kun, mi pare si chiamasse così, ci è venuto in mente un gioco da tavolo che è Dixit, non so se qualcuno lo conosce. È un gioco che ha 6 partecipanti, ma può arrivare fino a 12, e si basa proprio sull'osservazione di immagini e sulla creazione di titoli che possono riguardare immagini evocative. Adesso non sto a spiegare tutte le regole, però appunto ci chiedevamo se la possibilità di dare la consegna, quale quella di
dare un titolo legato a una metafora e poi far giocare in classe i ragazzi, ovviamente in gruppi da 4-6, poteva essere considerato un compito autentico alla fine di un'unità di apprendimento sulla metafora. Vediamo un po' cosa dicono i presenti e anche i lontani. Far giocare con questo gioco di schede, no? Di Dixit, ecco, potrebbe essere considerato un compito autentico. Quali sono allora i requisiti del compito autentico? Perché io trovo spesso, no, la domanda, anzi è ricorrente, ma cos'è un compito autentico? L'abbiamo visto nel primo incontro, vi ricordate? Allora, un compito autentico intanto è utile, deve essere utile, deve avere la sua utilità. Quando una conoscenza diventa una competenza. Certamente, certamente, diventa una competenza. E cosa vuol dire quando? Una conoscenza la posso poi applicare in altri ambiti della vita. Ok. Non solo nella scuola. Quindi ma... la trasferisco sì. Riflettendo, spiegando perché, eccetera. Allora, il gioco è utile. Beh, il gioco potrebbe essere utile? Sentiamo. Se il gioco è simulazione e il compito autentico invece non deve essere simulazione, ma... Perché no? Potremmo organizzare un compito autentico attraverso un roleplay. Ma sarebbe sufficiente? No, secondo me no. Non so spiegare. Perché cosa manca? Cosa manca? Il prodotto. Il prodotto. D'accordo? Allora, nel caso del gioco, d'accordo? Il gioco, è processo, d'accordo? Allora direi che nel caso del gioco io creo attività autentiche ed è importante che le utilizzi perché attraverso momenti anche piacevoli faccio ragionare, no? Faccio vivere anche forse inconsapevolmente dei processi, d'accordo? Ma dovrei trovare un modo per far, come dire, fruttare questo gioco in qualche cosa di utile, diceva il collega prima. Per esempio realizzando un prodotto. Adesso non saprei dire cosa, lascio a voi che conoscete questo, d'accordo? Però non so se... immagino, la sparo però così, no? Per intuizione, se queste schede, per esempio, combinandosi possono creare una storia, il prodotto è una storia. Domando, potrebbe essere così? Potenzialmente. Non è il fine del gioco. Il fine del gioco quindi è proprio di creare questi ragionamenti, questi processi di associazione. Prego. Ma creare semplicemente una metafora, la metafora non può essere considerata un prodotto in sé o è semplicemente legata alla scuola? Allora, dipende, io creo una metafora, anche in questa attività io chiedevo di creare metafore, però il tutto era orientato ad un contesto, cioè non è una metafora, diciamo così, inventata tecnicamente, con scopo esercitativo. Io devo uscire da quest'ottica, ma la devo contestualizzare. Allora, nel gioco, diciamo che la creazione di metafore serve a che cosa? A vincere il gioco? Sì, però è un gioco da tavolo, non è finalizzato a un'attività scolastica, è un gioco da tavolo, un gioco di ruolo, da è tavolo, un'attività, diciamo. Potremmo passarla come un'attività informale, attraverso la quale io, come dire, metto in moto determinati processi. Sì, sì. La vedo debole, la vedo un compito, vi ricordate che avevamo pensato a compiti a bassa, media ed alta problematicità? Il problema qual è? È la soluzione di quello, quindi è a bassa problematicità, se proprio lo vogliamo considerare, nel senso che si esaurisce lì, capito? Potrebbe essere un punto di partenza, però cerchiamo di andare oltre.
Allora, noi abbiamo pensato come Sì. compito autentico di far a più livelli di complessità, quindi, di far riprodurre alcune delle opere di Kush agli alunni della classe. Quindi ci sarà chi riproduce semplicemente, e quindi sarà un livello base. Chi invece riprodurrà, ma magari inserendo qualcosa di nuovo. Cioè devono copiare? Devono riproducere in che senso? Copiare? Sì, riprodurre, copiarle, però lasciando della libertà. Quindi ci sarà chi copia e basta, quindi un livello base, chi invece aggiungerà qualcosa di suo, che potrebbe essere anche un elemento più legato al reale, e chi invece interpreta anche con qualcosa in più, qualcosa di nuovo, quindi esprime una sua creatività all'interno di questa metafora. E una volta fatto questo si potrebbero dividere in gruppi col cooperative learning, sceglieranno magari secondo loro qual è, non so, 4, mettiamo che dividiamo in 4 gruppi da 4, 4 delle opere che considerano più belle o più significative, a ognuno verrà dato l'opera e quindi da questo potranno creare la metafora come testo scritto oppure anche la poesia come era indicato prima. E tutti i lavori comunque verranno presentati oppure fatti per abbellire l'atrio della scuola e magari, non so, se ci fosse la festa finale della scuola, cose così, anche le poesie potrebbero essere anche... Io faccio una domanda, qual è il valore aggiunto della variante che proponete? Sì, lavorare anche insieme. Sul piano anche della lingua, perché stiamo parlando di lessico. Sì. Qual è? Cioè il fatto di dover rifare il quadro copiandolo con delle variazioni personali, d'accordo? È un grosso impegno. So che nelle scuole, per esempio, si fa molto questa attività, ma sul piano della lingua, qual è il valore aggiunto? Dice una collega. Sì, adesso non so se è un compito autentico quello che avevo pensato io, siccome hanno già lavorato in gruppo. Ma pensavo tu rispondessi... No, lì non riesco a trovare. Allora no. aspetta un attimo, risolviamo questo, no? Perché dobbiamo domandarci, cioè quando facciamo un compito autentico, attenzione, perché cioè noi andiamo a cercare la complessità, no? Ecco, attenzione a non rendere artificioso quello che facciamo, d'accordo? Il concetto dell'utilità, no? Lo dobbiamo toccare con mano, che non sia una fatica mentale perché dobbiamo creare, ma soprattutto attenzione alla coerenza rispetto alla competenza da cui siamo partiti, no? Il problema qui non è tanto diventare bravi o non bravi o imitatori della pittura di questo Kush, no? Ma di lavorare sulle metafore, cioè di ampliare il lessico, ma di ampliare anche la concettualizzazione che la metafora porta con sé. D'accordo? Quindi attenzione, non dimentichiamo mai la competenza che ci attendiamo da questo lavoro, portati dall'ansia del compito autentico. Mi sono spiegata? Ecco. Quindi il compito autentico è sempre radicato in un orizzonte di competenze, traguardi, competenze chiave, ma competenza attesa, cioè quella che io mi aspetto da questa unità di apprendimento. Perché a volte, magari, presa da questa preoccupazione, creo delle attività che non sono coerenti. È come se andassi fuori tema. Capito? Si poteva pensare di fare un processo a ritroso, anche questo era uscito. Cioè prendiamo la prima immagine, quella della mongolfiera fatta con le nuvole.
Ai ragazzi si propone di trovare delle sostituzioni per fare la mongolfiera con una immagine grafica molto semplificata, di mettere insieme tutte delle immagini simili che possono raccogliere le stesse referenze, cioè il fatto di essere aeree, di essere leggere, di spingersi verso l'alto. Quindi va bene mettere immagini diverse. Sì, è vero, l'immagine base è quella della mongolfiera, ma possiamo usare le farfalle, possiamo usare i fiocchi di cotone, tutte queste immagini sintetizzate, messe, fatte dagli alunni con un tratto semplice. E poi la conclusione finale era inserire queste immagini, che era l'immagine invece dell'artista, cioè fare il processo a ritroso, cioè decostruire la metafora utilizzando il linguaggio base di partenza. Però con questo io posso anche poi modificare l'immagine di gauche, perché sostituire le nuvole con le farfalle, e questo è il progetto finale che io posso esporre nell'atrio della scuola, cioè metto l'immagine di gauche con le nuvole, la mongolfiera fatta di nuvole, e poi la mongolfiera invece tirata su da tante farfalle legate con i fili. Cioè queste due possibilità in realtà pretendono un lavoro che può essere a diversi livelli di complessità, perché lei trovare delle varianti, è questo che delle varianti che prima in termini pittorici, no? E poi in termini anche di formulazione di una nuova metafora. È questo che mi stai dicendo? Questo? Ok, beh, potrebbe anche essere un elemento su cui si può lavorare. Si può lavorare. Quindi è un trasferire, cioè ispirarsi a Kush, no? Per andare a proporre sugli elementi di base, cioè la leggerezza, come dire, la capacità, la musicalità, per esempio, guardate questo girasole che non è un occhio ma è un'orchestra, no? Guardandolo da vicino, per esempio, il concetto di musicalità, del fiore, eccetera, eccetera, andare a trovare delle varianti, prima iconiche e poi verbali. Potrebbe essere, ok? Le volevo dire, ad esempio, come insegnante di lettere, perché poi noi rimaniamo insegnanti di italiano, quindi sì, non lavorerei molto sulle immagini, ma sul testo. Se ad esempio io sono in una classe seconda e sto facendo il testo fantasy, chiederei sicuramente, dopo questo lavoro di gruppo, chiederei un lavoro individuale dove un ragazzo si cala in un quadro di questi e inventa un testo fantastico. Se fossi in una prima mi soffermerei sulla descrizione e quindi calerei, diciamo, non userei solo la metafora, poi andrei sicuramente sulla scrittura in base appunto all'argomento che sto facendo. Se è la prima e c'è il testo descrittivo anche con gli aggettivi, lo vorrei con gli aggettivi e quindi mi calerei negli altri campi. Allora, se tu vuoi usare altri campi, però non dimenticare che tutto questo lavoro è incentrato sulla metafora. Allora, se tu fai produrre altri testi, in questi testi dovranno utilizzare metafore. Questo che mi stai dicendo? Mi staccherei poi da questa metafora, potrebbe essere il titolo del testo, la metafora, e poi li farei lavorare. Ah sì, come input, diciamo, creativo, inventivo, potrebbe anche essere, cioè dare come titolo una metafora e quindi potrebbe anche essere. Sì, apro una parentesi perché tengo d'occhio l'orologio, no? Il professor Bruni ricordava che l'impegno è anche della produzione da parte vostra di qualche cosa. Cosa?
l'avevamo pensato anche con i tutor dei vari poli. Allora è chiaro che l'ideale sarebbe la costruzione di una unità di apprendimento, ma mi rendo conto che può essere anche impegnativa questa richiesta. Allora io così penserei che si possono creare più possibilità. Allora si può fare anche una semplice traccia, una mappa schematica di un percorso e pensare a un compito autentico. Ecco, non si può fare sicuramente un compito autentico al di fuori di una unità di apprendimento, perché il compito autentico trova il suo senso nel contesto con cui deve collegarsi, e deve collegarsi anche a un sistema di competenze, al curriculum. Questo è un concetto, no? Allora, mentre si fanno i libri di esercizi, sarà difficile fare i libri dei compiti autentici, d'accordo? Ma si faranno unità di apprendimento con esempi di compiti autentici, d'accordo? Ecco. Allora, ecco perché se voi volete creare un compito autentico vale la pena che facciate una traccia di unità di apprendimento molto essenziale, proprio ad elenco, all'interno della quale svilupperei questo compito autentico, e allora lo espandete. Oppure potete anche pensare a delle attività più complesse, non solo di tipo applicativo, ma anche attività che creano processi di transfer, per esempio, no? Come abbiamo visto prima, che non sono compiti autentici, ma sono attività di realtà e che hanno una loro complessità rispetto alla situazione e al compito e alla consegna. E poi motivate perché questa scelta e verso dove va, no? Dovete sempre indicare un contesto di lavoro. Scollegati. Abbiamo già perso? Sono le 5:30. Ecco, allora finiamo anche noi qui. Ecco, allora, allora io magari formulerò, confrontandomi con i tutor, queste consegne, le metteremo in piattaforma, si daranno 2-3 chance e voi vi muovete liberamente e poi le inviate. Avevamo detto quanto tempo? Un mese da oggi, avevamo detto così, Lucia, quindi verso i primi di maggio, va bene professore? Per me, vedete voi come lincei? Il corso è concluso per loro. Certo. Scusa, proprio mi ero distratta, non ho capito. Ah, il gruppo. Ecco, anche questa ipotesi avevamo esplorato con il professor Bruni. Siccome vedo che qui ci sono delle persone che fanno parte della stessa scuola, potete anche pensare a gruppi, non so, a 2-3 persone, però non ci deve essere solo una interdipendenza, questa volta, no, positiva all'interno del gruppo, ma siccome siamo adulti e professionisti, io credo che sia interessante, per esempio, che una proposta abbia delle varianti. A scuola succede molto spesso, no? Allora, il gruppo crea una proposta e però dice, ma nel caso ci sia, per esempio, un allievo con l'adattamento, la variante potrebbe essere questa. Allora, nel caso di un gruppo sarebbe molto interessante prevedere, per esempio, 1 o 2 varianti, immaginando delle situazioni reali di complessità della classe in cui voi stessi vi ritrovate. Non so se ho risposto. Se vi va bene, la possiamo formulare anche questa modalità. Va bene? Allora va bene il 3 giugno? È giusto, va bene?
Perché non bisogna andare troppo avanti. Insomma. Lo devono spedire dove? Piattaforma, se riuscite a caricarlo nei forum? Alla professoressa Manente. No, perché gli altri Hai chiuso? Allora, ogni gruppo nel suo forum? forum. Nell'ultimo forum. Va bene? Lo postate nell'ultimo forum, va bene? Ok. C'era una domanda? Sì. Autentico ha un prodotto finale, no? E questo è uno degli elementi, dei requisiti. Sì, così nella letteratura, diciamo, dei compiti. Questo prodotto finale, mettiamo il caso, no, di questo... Facciamo questo ultimo esempio. I ragazzi arrivano a produrre metafore, anche questi sono prodotti, però questo non mi sembra un compito autentico. Perché no? Perché guarda la consegna. È un compito? Guarda la consegna, costruire dei poster per rendere l'atrio della scuola più accogliente e stimolante. Allora, devono allietare, no? Sì, ok, allora non basta dire prodotto finale, un prodotto finale visibile ad altri che non siano il gruppo classe. Spendibile, certo. Un concorso. Quindi un testo, per esempio, non basta che il testo poi lo veda soltanto l'insegnante. Sentite, deve avere autentico. Tessaro, al cui articolo che ho messo in piattaforma vi rinvio, dove parla delle caratteristiche del compito autentico, dice non tutto ciò che è reale è autentico, distinguendo il concetto di reale e autentico. Allora, l'autentico è quello che assume un senso, no? Per chi lo produce. Allora, questo mi fa uscire dal tecnicismo, perché un conto è creare il titolo metafora di un quadro come esercizio, un conto è creare il titolo metafora che deve stare in un contesto che ha uno scopo ben preciso e da cui poi posso partire per ispirarmi e scrivere delle poesie che vanno a potenziare questa diciamo, accoglienza, questo senso di accoglienza, no? Quindi io mi riferisco a qualcuno che mi legge, diventa autentico, perché mi confronto con molti destinatari e ne devo tener conto. E quindi diventa non un'esercitazione, ma qualcosa di sensato, perché io attribuisco senso e quindi è autentico e non è solo reale. Capito la differenza? Ecco. Allora, avevamo detto, è impegnativo, sicuro, possono essere ad alta complessità, là dove ci sono anche più discipline che concorrono, no? A media complessità o a bassa, là dove c'è una disciplina unica. Ma per esempio, io posso avere, per esempio gli insegnanti mi dicono, ma noi non lavoriamo assieme. Beh, è un momento per cominciare. È un momento per cominciare, ma nel caso non fosse possibile, provate a pensare voi come insegnanti di lettere, per esempio, no? Insegnate italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado, potete per esempio portare avanti delle unità di italiano, delle unità di storia e creare un compito autentico che metta insieme questi due percorsi che avete costruito. Sì. Non so se ho risposto. Quindi non deve essere una frantumazione, capito? Perché poi nella preoccupazione diventa tutto un tecnicismo che è pericolosissimo. Ma anche per noi il tutto deve avere un significato, d'accordo? Attenzione che il compito autentico è un'azione valutativa, È un'azione di valutazione il compito autentico, è come il compito in classe, volgarmente detto, d'accordo? Ecco, solo che ha un suo tempo e una sua durata, d'accordo? Quindi non possiamo non rendercene conto, deve essere voluto, perché io, guardando quel compito autentico, devo valutare quella competenza che mi sono prefissa,
che ho condiviso in itinere con il mio allievo, su cui ho lavorato e su cui poi esprimo una condivisione valutativa. Non posso non rendermene conto. C'era Michela che voleva dire? Ah sì, Michela mi diceva se preferite inviarli via email ai vostri tutor e poi magari viene dato un feedback dai vostri tutor e poi magari non so se però questo non è un problema mio, ma magari dove vanno questi lavori, no? Magari ci può essere una raccolta dei lavori da voi prodotti, per esempio, e essere postata alla fine nel sito dei Lincei di Venezia. Io sto lanciando un'idea, ma il professor Bruni vedo, però dico cose che lui stesso aveva detto nel nostro incontro, quindi la spendibilità, oltre al certificato, non so, potrebbero essere raccolti e resi visibili, avevamo ipotizzato così nella nostra riunione di coordinamento. Sì, eserciziario. Questo è allo studio. Lo studio, ok. A livello, ok, va bene. Vediamo anche le altre sedi cosa fanno. Va bene, va bene. Comunque allora, se volete inviarli al vostro tutor in modo che ci sia prima un feedback, l'aggiustamento e poi la definizione del lavoro, Michela suggeriva questo, potrebbe essere anche un modo. Però ci sentiamo allora in piattaforma. Va bene? Vi ringrazio della vostra attenzione e è finito questo percorso. Speriamo che sia stato utile. A me è servito molto. Arrivederci, buon lavoro.